Mastros e Massaios in Nuoro è stata una bella iniziativa anche grazie al clima mite e tante persone hanno potuto girare per le strade di Nuoro, visitare le corti e apprezzare la nostra ospitalità. Gli aspetti positivi quindi sono molti, tuttavia alcune scelte hanno penalizzato proprio le attività nuoresi, quelle che pagano le tasse tutto l'anno e contribuiscono all'economia della nostra città. In particolare mi riferisco alla chiusura al traffico del tratto finale di Via La Marmora. Molti operatori sono giustamente lamentati, non tanto per via della scelta di chiudere la strada quanto per il totale deserto che ne è conseguito, e quanto scrive in una nota il consigliere comunale di opposizione Pierluigi Saiu, che sul tema preannuncia un'interrogazione al sindaco. Vedere la città così vivace, poi invece il deserto in una delle vie più importanti di Nuoro impone una riflessione e un ripensamento per la prossima edizione. Mastros e Massaios in Nuoro deve essere una festa per tutta la città, le scelte amministrative devono tener conto delle esigenze di chi in questa città alza la serranda tutti i giorni. La scelta di chiudere il tratto finale di Via La Marmora, continua Saiu, ha causato un danno a chi contribuisce all'economia di Nuoro e questo non deve ripetersi. Peraltro molti operatori hanno lamentato una scarsa comunicazione col comune, non basta dire che l'ordinanza di chiusura era sul sito, occorre un dialogo vero. Gli operatori del tratto di Via La Marmora non sono stati gli unici ad aver sollevato rilievi fondati, prosegue Saiu. Anche altre attività di impresa hanno lamentato discriminazioni e conseguenze negative. Da qui l'interrogazione al sindaco per esporre le tante segnalazioni che mi sono arrivate e promuovere per il prossimo anno una festa che sia ancora più bella e che soprattutto non penalizzi nessuna delle attività di impresa della nostra città, che a dire il vero già tutti i giorni devono affrontare molti ostacoli.